Ma forse un po' di presunzione della squadra. Sul 3-0 sembrava che tutto fosse facile, abbiamo mancato anche di situazioni abbastanza favorevoli davanti alla rete e purtroppo il calcio è così, come sbagli poi te castiga. Anzi, abbiamo rischiato addirittura di andare sotto dei 4-3, avremmo potuto far noi 4-3 eccetera. Comunque, partita comunque fondamentalmente corretta, arbitrata abbastanza bene, non ci sono stati grossi episodi particolari da commentare in modo negativo. I ragazzi del Fiumicino, una bella squadra, giovane, veloce, da noi c'era un po' più di esperienza ovviamente, tant'è vero che si è visto poi fino a pochissimi minuti alla fine e poi tutto insieme. Capita a tutti. Nulla. Anzi, queste cose dovrebbero poi ancora di più insegnare a gente abbastanza esperta come i nostri che certe partite si controllano fino alla fine, non si lasciano così. Però adesso andremo a giocare col Cotto, non so se giocheremo a casa o fuori casa, adesso questo non lo ricordo, contro una squadra che magari dà più stimoli perché è una squadra che ti dà una pressione diversa, cioè una squadra ad un grosso livello, eccetera. Non sottovalutare mai nessuno. E non è che l'abbiamo sottovalutati stasera, tutt'altro, però il gioco ci ha portato fino a pochi minuti alla fine a essere in un netto vantaggio e sembrava che la partita fosse chiusa. Invece bravissimi loro a crederci, a non mollare un secondo e a poi arrivare al pareggio. Complimenti a loro.